Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo giunti ad Arquà Petrarca in provincia di Padova, il comune tra i tanti riconoscimenti e anche bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 80 metri sul livello del mare e conta circa 1900 abitanti. Arquà Petrarca è legato alla figura del grande poeta italiano Francesco Petrarca e nel corso della puntata scopriremo perché. Adesso iniziamo l'itinerario. A voi Arquà Petrarca. Arquà Petrarca è un paese di 1900 abitanti situato nella parte a sud dei Colli Ugani. È una piccola comunità, si divide in due parti, una parte bassa dove c'è la pieve di Santa Maria Assunta e una parte alta che è il borgo più alto dove è situato anche la casa del Petrarca. Qui c'era anche la vicaria nel periodo veneziano, quindi Arquà Petrarca aveva una certa influenza anche su tutto il territorio circostante. Noi abbiamo cercato di sfruttare il più possibile quella che è l'immagine del Petrarca legata al nostro borgo e su questo sono partite diverse attività. Il mio augurio è che queste attività aumentino sempre di più proprio perché le tante persone che arrivano ad Arquà non sia un turismo a mordi e fuggi, ma possano fermarsi qui qualche giorno in più e conoscere le bellezze del nostro territorio e le eccellenze soprattutto legate anche all'enogastronomia. La bravura anche della gente che vi ha abitato e che ci abita tuttora nel mantenere sempre in ordine e di mantenere le caratteristiche tipiche di questo borgo, che è rimasto appunto un carattere medievale ma inalterato negli anni. Petrarca penso abbia proprio scelto di vivere questo borgo proprio perché qui ha trovato la tranquillità, ha trovato la pace, ha trovato una pace interiore soprattutto, dove lui aveva questo dialogo continuo anche in cerca di redenzione negli ultimi anni della sua vita. È un paese agricolo ma con delle grandi eccellenze, uno su tutti il vino. Qui abbiamo diverse cantine che sono state le artefici di quello che è stato il vino poi nei Colli Ugani. E la produzione di olio che sta prendendo sempre più piede, ormai è diventata anche questa una realtà, un'eccellenza, e il bello anche in questa cosa è che tanti giovani stanno investendo proprio nella produzione di olio e quindi da questo ritorno all'agricoltura e alla natura proprio per valorizzare quelle che sono le tipicità del nostro borgo. Poi nel 2011 abbiamo avuto anche un riconoscimento da parte dell'UNESCO sul sito paleolitico del Lago della Costa. È una candidatura internazionale che appunto ha più stati, che coinvolge Francia, Germania, Italia, Svizzera e Croazia, e appunto nel Lago della Costa sono stati rinvenuti proprio i resti degli insediamenti dei paleoveneti della catena alpina e questo è un grande vanto. Qui c'è anche il mio sogno da sindaco è quello prima o poi di trovare i fondi per iniziare una campagna scavi, perché l'ultima campagna scavi di questo sito risalgono alla fine 800 e quindi questo resta il mio sogno, proprio quello di trovare i fondi per riuscire a dare un qualcosa in più al nostro territorio come i paleoveneti saprebbero dare. Nella parrocchiale di Arquà Petrarca, dedicata a Santa Maria Assunta, andiamo a conoscere il parroco. Siamo nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta in Arquà Petrarca, provincia di Padova. È una chiesa antica formata da due chiese unite. La prima era molto più piccola, a metà, e molto più bassa ed era del 1300-1400. Sono conservate alcune pitture recuperate sul muro. È rimasta ancora l'abside, il presbiterio dell'antica chiesa, con un altare che non era della chiesa ma si trovava nel 1800 nell'eremo
monastero del Monte Rua e è stato portato in fretta dai monaci qui in questa chiesa per salvarlo dalle devastazioni di Napoleone che imperversava in Italia e dominava e canoneggiava anche le chiese, i monasteri. La chiesa che vedete attuale è stata allungata, raddoppiata e innalzata da Don Giuseppe Dalla Longa, un parroco della Val Brenta che è stato qui per 50 anni, dall'inizio del 1900 fino al 1950. Attualmente circa un centinaio di ragazzi dalla prima elementare alla terza media frequentano gli incontri, i gruppi di catechismo. In questo momento un gruppo di ragazzi con le catechiste stanno facendo la visita alla casa di riposo di Monselice per allietare un po' gli anziani. La festa più importante non è l'Assunta, come dovrebbe essere, ma è la Santissima Trinità ed è la festa che vede il coinvolgimento della comunità parrocchiale, ma anche la processione che viene fatta dalla Chiesa per tutto il paese e andiamo a finire fino al Monte Castello con le varie carrette della Madonna, dei Santi e i gonfaloni, il crocefisso e vengono portate sul Monte Castello per benedire i raccolti. C'è un coinvolgimento anche appunto dei Santi per avere questa stagione favorevole. Il Petrarca è vissuto qui gli ultimi anni in questo borgo, abitava però sopra e ha chiesto di essere sepolto nella chiesa. E l'altare qui della Madonna alla mia destra l'hanno sepolto e poi, dopo qualche anno, è stato portato fuori ed è sepolto dove vedete. Adesso andiamo a conoscere alcuni piatti tradizionali ed i prodotti tipici di Arquà Petrarca in provincia di Padova. Qui su questa tavola, oltre a alcuni piatti della mia cucina, abbiamo anche altri prodotti che provengono dai miei colleghi e produttori della zona che fanno di questo paese una meta ambita da molti turisti. Infatti noi durante l'anno abbiamo tante manifestazioni grazie anche a questi prodotti della terra. E innanzitutto faccio conoscere un piatto della mia cucina che fa parte comunque della tradizione veneta, che è il musso con la polenta. Il musso in dialetto veneto vuol dire asino ed è un piatto che ha radici veramente lontane che ci porta alle nostre antiche tradizioni venetiche. Poi abbiamo il baccalà che ce l'ha fatto conoscere i veneziani grazie ai loro lunghi viaggi e che naturalmente è un piatto prelibato e che in questo periodo viene molto richiesto anche dai turisti. E poi c'è la nostra pasta. Questi sono i bigoli al torchio, fatti proprio a mano, proprio da noi. Oltre ai piatti abbiamo anche il vino, che fa parte comunque della nostra tradizione. Noi abbiamo 2 DOCG e uno è grazie anche ai fiori d'arancio, che viene servito sia a livello spumante, impassito, ma anche in versione secca, buonissimo anche con l'aperitivo. Abbiamo anche i prodotti delle giuggiole. Noi abbiamo una festa meravigliosa, la prima e la seconda domenica di ottobre, infatti vi invito, e grazie a queste giuggiole che provengono dalla Siria ma fatta conoscere dai veneziani, noi oggi facciamo, oltre il brodo di giuggiole che è meraviglioso sia in versione liquore ma anche in crema, ma anche le giuggiole sotto spirito con la grappa, facciamo anche un'ottima grappa, e anche la marmellata di giuggiole, consigliata proprio alle signore che vogliono fare una buona crostata nel periodo anche invernale. E abbiamo anche le ciliegie che naturalmente il periodo primaverile ci forniscono e ci fanno fare dei liquori anche se per lo sottospirito. Abbiamo anche delle gelatine da accompagnare con i formaggi.
Abbiamo anche delle bellissime erbette di campo e spontanee da accompagnare a bolliti come le sparasine, i cipollotti selvatici, e abbiamo anche delle elisir fatte anche con le giuggiole. Il mio collega ha inventato anche delle creme che, devo dire, è molto bravo perché riesce anche a esportare all'estero. Passiamo a una cosa molto bella che in questi anni, grazie a Cristina Salvan, è la riproduzione di nuove piante di lavanda, che una volta qui, grazie proprio a questo clima meraviglioso, ce n'erano parecchie. Anzi, vi consiglio di arrivare da luglio a settembre perché è un'esplosione di colori. La giuggiola è vista in tante versioni, soprattutto anche da offrire magari a qualche amico che viene a casa grazie a questi cioccolatini con il cuore di giuggiola. Vi invito a bere non solamente i bianchi fiore d'arancio o i bianchi di Garganega o l'antico Toccai bianco, ma anche questi tagli bordolesi che Elisa Loregian propone alle nostre tavole. In questa zona, grazie sempre ai veneziani che hanno visto molto a lungo, ci sono degli ottimi oli e noi nel 2000 abbiamo avuto anche la DOP. L'oliva tradizionale, la Rasara, ha una bassissima acidità proprio per accompagnare piatti di pesce, minestre e soprattutto anche la carne. Vi consiglio, oltre il Borgo Evo, che naturalmente produce olio, abbiamo anche Loregiane, abbiamo Bressanini, abbiamo tante persone Scarpone che producono olio e tutti, devo dire, con grande qualità. Borgo Evo ha fatto anche una raccolta notturna per dare una più bassa acidità all'olio e quindi di grande qualità. Col melograno si fanno prodotti di tutti i tipi. Abbiamo una veneziana che è un antico dolce proveniente sempre da Venezia. Da lì, dalla veneziana, noi siamo passati al panettone, perché naturalmente le cene più importanti, soprattutto invernali, si aveva bisogno naturalmente di enfatizzare la festa. Ecco che è nato qui il panettone del Petrarca, grazie non solamente alla frutta che noi abbiamo nella tavola poi candita, ma anche il fiore d'arancio. Chi lo produce è il ristorante Valpomaro. Possiamo anche passare a un digestivo raccolto proprio a mano dai ragazzi della zona ed è l'estragone, l'antico nome dell'artemisia o del rancocello, conosciuto ancora al tempo di Carlo Magno. Infatti Alessandro e la famiglia Scarpon producono da tantissimi anni questo elisir, che veniva prima utilizzato anche come tonico, ma adesso anche naturalmente anche come digestivo. Davanti al mio locale c'è il negozietto di Monica Ferrarese, Terre Bianche, che produce tutto l'anno delle bellissime ghirlande sia estive che invernali e ha dei tessuti meravigliosi fatti proprio con antichi arcolai. Venite alla Petrarca! Arquà Petrarca ha conquistato proprio tutti, compreso il presidente dei parchi letterari della società Dante Alighieri. La parola a Stanislao De Marzanic. Gli amanti della lingua e della cultura italiana devono assolutamente passare per Arquà Petrarca, proprio di fronte alla tomba del Petrarca c'è una targa del Cinquecento che ricorda che appunto i padri della lingua italiana, i padri della cultura italiana, Dante, Boccaccio e Petrarca, sono riuniti in un'unica tradizione, che è più che una tradizione ovviamente, ma che la Dante Alighieri, anche insieme ai parchi letterari, continua a fare conoscere in Italia e nel mondo. Arrivare ad Arquà Petrarca è un sogno che chiunque ha da bambino, e trovarsi di fronte non solo alla tomba di Petrarca, ma passare un po' di tempo nelle stanze degli ultimi anni di Francesco Petrarca è un'emozione unica, che viene ampliata da un paesaggio incredibile, e motivo per cui Petrarca scelse questo posto per passare gli ultimi anni della sua vita. Bene, chi viene qua e ovviamente
ovviamente anch'io, cerca in qualche modo di carpire qualcosa di queste fonti di ispirazioni e ti si riempie il cuore, una persona si commuove a percorrere queste strade, a percorrere nelle stesse stanze, a fermarsi un attimo davanti alla tomba di Francesco Petrarca. Ad Arquà Petrarca, tra le tante cose, è presente anche un bel museo dedicato al pianoforte. Andiamo a visitarlo. Questo museo raccoglie esemplari di pianoforti costruiti dalla fine del Settecento alla fine dell'Ottocento. È un museo che è stato allestito dalla Fondazione Musicale Masiero Centanin ed ha un significato particolare perché l'inventore del pianoforte appartiene proprio a questo territorio. L'inventore del pianoforte, come è noto, è Bartolomeo Cristofori, padovano. I primi due strumenti che incontriamo in questo museo sono due precursori del pianoforte. Il clavicordo, che è uno strumento nel quale il suono viene prodotto mediante la percussione delle corde attraverso delle lamelle di ottone, ed è un suono molto molto delicato, molto esile. L'altro strumento, precursore del pianoforte, è il clavicembalo. Qui abbiamo un esemplare della fine del Seicento. Nel clavicembalo il suono invece viene prodotto mediante pizzicamento delle corde, ma questo pizzicamento è un pizzicamento meccanico che non consente di modulare l'intensità del suono, cioè anche se si spinge sui tasti con forza oppure delicatamente, l'intensità del suono non cambia. L'intensità rimane sempre costante. L'invenzione di Cristofori è consistita nell'aver sostituito i plettri che pizzicano le corde con dei martelletti che le percuotono. Infatti il primo strumento costruito da Cristofori è denominato clavicembalo, che fa il piano e il forte. Dai suoi primi momenti di vita, diciamo dalla sua invenzione, fino ai giorni nostri, il pianoforte è cambiato, ha subito delle continue modificazioni per adeguarsi alle esigenze estetiche delle varie epoche. Gli esemplari raccolti in questo museo appartengono a periodi storici diversi e anche da azioni diverse. Il museo è stato allestito ed è gestito dalla Fondazione Musicale Masiero Centanin, che ha per scopi la promozione e la divulgazione della cultura musicale, mediante corsi di musica, mediante corsi di perfezionamento, concerti soprattutto. Questi concerti vengono organizzati in primavera, in autunno e anche durante il periodo estivo. In occasione dei concerti il museo è aperto. Al visitatore è data la possibilità, se lo chiede, addirittura di suonarli questi pianoforti. Naturalmente si richiede che il repertorio sia un repertorio adeguato. Adesso con Claudia Baldin ripercorriamo l'itinerario del grande poeta Francesco Petrarca nel borgo che porta il suo nome. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304. A Padova arriva due volte, negli anni 60 del 300 e poi negli anni 70. Entrambe le volte viene chiamato nella città patavina dai signori di Padova, la famiglia dei Carraresi. Si dice che proprio in occasione di una gita, di un'escursione da Padova fino ai Colli Euganei, potevano arrivare fino a qui in barca, abbia raggiunto poi con un calesse Arquà Petrarca, allora soltanto Arquà, e abbia visto la casa, questa villa duecentesca, talmente bella, talmente affascinante, e il suo amico Francesco il Vecchio da Carrara decide quindi di regalargliela. Inizia quindi questo buon ritiro di Petrarca, che qui, stanco di tanti viaggi, di tante peregrinazioni in Italia e in Europa, decide appunto di fermarsi in questo borgo.
La casa in cui Francesco Petrarca ha vissuto gli ultimi anni e dove è morto nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 1374 è oggi di proprietà del Comune di Padova, che quindi offre ai visitatori la possibilità di poter entrare, godere della bellezza di queste stanze che sono state restaurate dallo stesso Comune agli inizi del 1900, restituendo veramente l'atmosfera del 1300. Della casa rimangono 2 mobili originali, una sedia intarsiata ed un armadio libreria che potrebbe essere stato sicuramente utilizzato da Francesco Petrarca per riporre i propri amati libri. La casa si compone di 2 piani. Nel primo piano, che era utilizzato dal Petrarca per se stesso, per la propria famiglia. Infatti Petrarca ha vissuto qui con la figlia, con la nipotina e con il genero. In questa stanza i visitatori vengono accolti e grazie alla presenza di alcuni affreschi del 1500 possono entrare subito nell'atmosfera di questo amore di Francesco Petrarca per Laura. Un amore che ha dato luogo a più di 300 sonetti che sono raccolti nella celebre opera Il Canzoniere. Nelle altre stanze vediamo altri temi, altri affreschi dedicati ad altre opere del Petrarca, come per esempio la Sala dei Trionfi, con una Cleopatra sul camino che viene morsa da 2 aspidi, oppure la sala con il camino decorato con Venere, Cupido e Vulcano, la sala dove Francesco Petrarca muore e una sala che lui sceglie come sua camera da letto e come suo studio. Perché? Perché c'è un bellissimo balcone dal quale lui poteva affacciarsi ed ammirare la bellezza dei colli Eugani. Nella casa ci sono molte teche di vetro che conservano alcuni cimeli, come per esempio un piccolo scrigno che contiene la terra di Arezzo, la terra madre di Francesco Petrarca. Nel piano terra invece troviamo, oltre a una ricca raccolta fotografica di luoghi dove Francesco Petrarca ha vissuto, anche una piccola teca di vetro con una piccola statua di una mummia della gatta del Petrarca, almeno così dice la tradizione. E questa gatta da lì ancora un po' beffarda difenderebbe la casa e una volta i libri del proprio amato padrone da qualche irriverente topolino. Il borgo vive veramente ancora oggi l'atmosfera del tempo del Petrarca. Si passa nella piazzetta con l'oratorio della Santissima Trinità, in cui ci troviamo in questo momento, degli inizi del 1100, in cui il Petrarca si ritirava in preghiera. Scendendo poi per la via principale, ammirando scorci veramente fantastici, si arriva alla tomba di Francesco Petrarca, che si trova nel sagrato della chiesa parrocchiale, una tomba che conserva ancora oggi le spoglie di Francesco Petrarca. Spoglie che sono state veramente osannate come una vera e propria reliquia e oggetto anche di qualche tentativo di furto. In un caso purtroppo riuscito, manca infatti il braccio destro del Petrarca. Scendendo ancora si arriva alla fonte, in cui la tradizione dice che Petrarca amasse recarsi a piedi personalmente per prendere un po' di acqua fresca. Petrarca qui è un Petrarca molto umano, è quello che anche il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Eugani vorrebbe far apprezzare al pubblico che arriva. Quindi non soltanto il vate aretino, osannato veramente in tutta Europa, ma anche l'uomo. Qui veramente sono arrivati commossi Byron, Shelley, D'Annunzio e nei tempi più recenti Zanzotto.
È proprio a questi autori che abbiamo dedicato con il Parco Francesco Petrarca e dei Colli Euganei 2 targhe letterarie qui ad Arqua Petrarca, ma ne metteremo sicuramente delle altre. La prima che abbiamo scelto è di D'Annunzio, nel suo libro Il fuoco. In D'Annunzio Arqua Petrarca è vista da lontano, da Venezia, dove il protagonista con la sua innamorata pensano ad Arqua Petrarca e lui vorrebbe proprio portarla qui e descrive quindi il borgo di Arqua in temi molto lirici. La seconda targa è di Andrea Zanzotto, un autore trevigiano. Anche questa scelta non è stata fatta a caso perché lui petrarcheggia nei suoi versi e ha una visione del mondo lirico che si avvicina molto a quella di Francesco Petrarca. Ecco dunque che tutti questi elementi, insieme anche alle attività economiche di Arqua Petrarca, fanno il nostro parco letterario. Vi invito a venire qua ad Arqua, oltre che per i nostri prodotti, per il nostro paese, per il nostro borgo, per la casa del Petrarca, per le nostre vie e in ultima così tutti quanti puoi andare in Brodo d'Esisoe. La serenità di Arqua Petrarca ha conquistato il grande poeta Francesco Petrarca e conquisterà anche voi. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate in Veneto ad Arqua Petrarca. Ciao! Aspettiamo ad Arqua Petrarca ad assaporare i nostri prodotti per dei divini momenti d'eccellenza del territorio.